Bentrovati amici sportivi rosso-blu, benvenuti nuovamente allo Stadio La Piramide di Sorso, dove stanno facendo il loro ingresso in campo Stintino e Torres per questa semifinale playoff che sarà naturalmente importantissima. Lo è per la Torres che vuole andare avanti in questo cammino dopo questa bella rincorsa avviata da un momento preciso, cioè dopo una brutta sconfitta sul campo del Monastir. La Torres da lì in poi ha deciso di fare sul serio. Naturalmente è importantissimo il contributo del tecnico Pino Tortora, è arrivato in corso di stagione a dare una svolta e ci è riuscito, ma questa stagione dopo 7 giornate la Torres era al 13° posto e ora si gioca questa semifinale playoff contro la formazione dello Stintino, che ha fatto bene sin dall'inizio, portandosi spesso anche in testa per poi lasciare strada al Cassiadas già promosso, e che oggi naturalmente si gioca tutte le sue chance in una gara che forse non si aspettavano di giocare quest'anno, matricola lo Stintino in questo campionato. Dunque partita tutta da vivere, sono arrivati tantissimi tifosi della Torres che stanno sventolando le loro bandiere. Siamo in attesa naturalmente dell'ingresso in campo delle due formazioni, c'è anche una parte di tifoseria dello Stintino, anche se sono molto mimetizzati anche con i tanti curiosi. Insomma, sono voluti mancare quest'oggi qui a Sorso per questa gara importante davvero per il proseguo della stagione. Sono tanti e numerosi e colorati tifosi rossoblu che durante la stagione tra l'altro sono stati anche parecchio critici, soprattutto quando le cose non andavano bene, hanno cercato di spronare la squadra. Ricordiamo anche la sconfitta sul campo del Telolo Gavoi, dove la squadra è stata tanto contestata, ma da quei momenti difficili la Torres è venuta fuori alla grande, ha agganciato tra l'altro tutte le formazioni che erano in testa sin dall'inizio del campionato. E tra l'altro è arrivata proprio a pari punti con tutte le seconde, quindi diciamo che è davvero un girone di ritorno strepitoso per la Torres, che è una delle squadre che ha fatto più punti proprio nel girone di ritorno, miglior difesa. Oggi però bisogna dare un senso a tutta questa rincorsa e a questo sacrificio. Vi rileggo immediatamente le formazioni. Stintino che scende in campo con Secchi, Manunta, Tuccio, Sini, Carrucciu, Cardone, Gadau, Gianni, Carboni, Cherchi e Ferreira. A disposizione del tecnico Stefano Dassi, Falchi, Viale, Fois, Desole, Mulas, Sias e Ducar. La Torres trova tutti i suoi infortunati e può schierare Pinna, Spanu, Casu, Scioni, Minutolo, Merenda, Sarrizzu, Piga, Chelo, Mannoni e Diouf. A disposizione del tecnico Tortora, Secchi, Chessa, De Palma, Spiriotto, Spinola, Bianco e Uleri. Entrambe le panchine sono panchine giovani, perché fatto salvo per Lionel Spinola e Andrea Chessa, gli altri sono tutti under per i rossoblu. Il portiere Secchi 98, il difensore Gavino De Palmas 98, Antonino Piriotto classe 2001, così come Uleri col numero 18 2001, e poi Francesco Bianco classe 2000 che rientra da un lungo periodo di infortunio. Vediamo se saranno utilizzati in corso gara. Per tecnico Udassi un'altra panchina di giovani, c'è soltanto il Luca Mulas che è fuori dalla batteria degli under, gli altri sono tutti under. In campo invece per lo Stintino il 98 Andrea Manunta e Paolo Tuccio con il classe 99 con il numero 11, e poi Giovanni Gadau 99, quindi solo 3 gli under in campo per lo Stintino, così come quelli della Torres che sono come di consueto Spanu, i due esterni di difesa Spanu e Casu 97-98, e poi Buba Diouf classe 99. Tutto pronto, già è passato l'orario previsto per l'inizio, stanno entrando in questo momento in campo le formazioni. Torres guidata dal suo capitano Tore Pinna, capitano della formazione dello Stintino invece Carrucciu. Dunque che fanno ora il loro ingresso
sul prato della Piramide di Sorso, terreno di scontro di questa sfida. Vi ricordo chi dirigerà questa gara: sarà il signor Sergio Palmieri della sezione di Conegliano, gli assistenti Andrea Porcu e Francesco Serusi della sezione di Oristano. Chiediamo ad Antonio Ledà, redattore dello Sport per la nuova partita importantissima. Antonio. Sì, partita importantissima, non si può sbagliare, la Torres ha un solo risultato a disposizione, lo Stentino può forse cercare di amministrare, però insomma vediamocela, godiamoci sta serata. Esatto, ci ha ricordato giustamente il collega Ledà che lo Stentino, oltre ad aver avuto il vantaggio del campo, ha anche un vantaggio per quanto riguarda i risultati, perché in situazione di pareggio sarà la formazione appunto che ospita questo incontro, ovvero lo Stentino, a passare il turno. Quindi per la Torres vale solo la vittoria, ma siamo sicuri che entrambe le squadre se la giocheranno, e se la giocheranno senza esinare forze e energie. Naturalmente per la Torres è ancora più importante cercare di giocare come sa. Stanno schierando i giocatori rosso-blu, consueta difesa con Merenda e Vinutolo al centro della difesa, naturalmente in porta Cettore Pinna, sugli esterni di difesa Edoardo Casu e Vittorio Spano, mezzo al campo Scioni, Mannoni e Iga, sull'esterno di destra c'è Stefano Sarrizzu, all'esterno di sinistra Buba Diouf, centro dell'attacco Michele Chelo. La Torres attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione in tribuna, in completo rosso-blu, completo bianco-celeste per lo Stentino, che avrà il calcio d'inizio di questa sfida. Sta controllando la porta difesa da Antonio Secchi, c'è probabilmente qualcosa che non va, dovrà essere aggiustata, quindi le due squadre naturalmente provvedono a tenersi calde, ognuno nella propria metà campo. Torres che come vi ho detto recupera tanti suoi giocatori. La scorsa domenica, come ricorderete, c'erano tanti giovani in campo che tra l'altro hanno fatto benissimo, ad esempio il centrocampista Piriottu, classe 2001, che era il suo secondo mandato con la Torres dopo la bella prestazione sul campo di Orroli e anche un gol. È iniziata in questo momento la sfida tra Stentino e Torres, semifinale di playoff. C'è subito la corsa di Stefano Sarrizzu sulla destra, va Sarrizzu, troppo lungo questo pallone, non ci arriva il giocatore rossoblu sul lancio di Mannoni. Lo vede al rinvio Antonio Secchi, dotato di un lungo rinvio. Spesso le manovre appunto dello Stentino iniziano così, invece comunque Scioni a rubar palla in mezzo al campo. Casu, ancora un lancio in avanti, questa volta a cercare Chelo, palla all'indietro per Scioni che serve Sarrizzu, palla dentro di Sarrizzu e c'è il primo corner della gara per la Torres. Va Mannoni. Secondo minuto di gara, va Mannoni dalla bandierina, tutti in area ovviamente anche le torri rossoblu. Palla all'indietro, attenzione, c'è il tentativo di Minutolo, sparacchia però alto sopra la porta, difesa da Antonio Secchi. Subito il rinvio di Secchi, cercare Carboni in avanti, c'è il colpo di testa però di Merenda, mezzo al campo, conquista palla allo Stentino, attenzione, mette giù Carboni, contrastato Carboni e dello Stentino, la rimessa laterale sul tocco di Casu. Rimessa già effettuata, Kerchi in possesso della sfera, palla all'indietro, ancora si combatte in mezzo al campo, ruba palla ancora a Scioni che fa
partire in avanti Chelo, rincorre il pallone, ma è in vantaggio Antonio Secchi, che può portarsi la palla nella propria area, spingere i suoi in avanti per il rinvio. Il rinvio effettuato in questo momento, va a saltare Scioni, colpisce di testa e può servire Sarrizzu, dalla palla a Mannoni, palla dall'altra parte a cercare Diouf, c'è l'anticipo però del difensore dello Stintino, numero 3 Manunta, palla ancora all'indietro per Antonio Secchi, rilancia lunga a cercare Cherchi, c'è un fallo che non viene sanzionato però dal direttore di gara, è rimasto a terra, vediamo di chi si tratta, Casu probabilmente. Dato Casu a rubar palla, contrasto con Cherchi, è rimasto giù, ora si rialza, il direttore di gara non ha segnalato nulla. Palla all'indietro, il capitano Carruccio all'indietro per Secchi, il rinvio di Secchi a cercare Ferreira, lascia scorrere Spano, pallone termina fuori, rimessa in rosso-blu, palla al centro per Minutolo, in corso proprio da Ferreira, si libera della sfera sulla destra per Casu per Scioni, deve tornare indietro Scioni, palla ancora per Minutolo che serve però involontariamente Cherchi, che colpisce con la mano, fallo, calcio di punizione per la Torres. Nella metà campo della Torres con il calcio di punizione battuto da Minutolo, subito in avanti cercare Sarrizzu in anticipato, poi c'è il tocco di Scioni, è un rimpallo però favorisce l'uscita di Secchi, pensa subito al rinvio, poi ci ripensa, aspetta, mette il pallone giù, serve sulla sinistra, palla ancora all'indietro, ora in mezzo al campo, subito un attacco Chelo dei portatori di palla e costringe a mettere ancora all'indietro lo Stintino, rilancia ancora di Secchi, palla colpita da Scioni, mette a terra Sarrizzu, trova un fallo laterale Sarrizzu. Rimessa effettuata da Casu, Scioni subito attaccato da due giocatori, perde palla, manovra in mezzo al campo lo Stintino, ma ancora Scioni che ruba palla e poi va giù, questa volta il fallo di Gadau su Scioni, calcio di punizione per la Torres. Cinque minuti sono trascorsi nel corso del primo tempo, 0-0, Stintino e Torres. Si prepara questo calcio di punizione Mannoni, sulla tre quarti sono salite le torri rossoblu, Minutolo e Merenda. Torres è tutta nella metà campo dello Stintino, va Mannoni, palla dentro ma viene allontanata dalla difesa, ancora Diouf però un colpo di testa, palla in aria ancora allontanata però dai giocatori dello Stintino. Bravo nell'occasione Mannoni a fermare la manovra di contropiede, stava andando Cherchi sulla sinistra, palla all'indietro per la rimessa dello Stintino. Gadau non trova compagni, trova invece Merenda che serve Diouf per Piga che prova ad andarsene sulla sinistra, cercava ancora il dialogo con Diouf, pallone messo in fallo laterale, arriva Spano per la battuta, zona d'attacco la Torres, va a cercare Chelo, Spano si porta nei pressi la bandierina, due giocatori su di lui, palla messa fuori proprio da Chelo, dice il direttore di gara, allora sarà rimessa al centro dell'area e poi un colpo di testa di Carruccio per favorire la presa di Secchi, questa volta con le mani Antonio Secchi, cercare i compagni ma il pallone è già uscito sul tentativo di Tuccio. Rimessa laterale in favore della Torres, rimessa effettuata, Mannoni all'indietro, Minutolo,
all'indietro per Torre Pinna, ancora per Minutole, poi Mannoni subito attaccato, riesce a tenere palla Mannoni nonostante l'attacco di Carboni, tutto a sinistra per Spano a cercare Diouf, palla ancora conquistata dalla Torres, rimessa laterale effettuata, c'è Chelo sulla sinistra, Chelo cercava lo scambio con Diouf, non riesce però la triangolazione, ma perde palla anche lo Stentino, dunque sarà ancora rimessa rossoblu con mister Tortora che dice al suo di avanzare, va Spano, Diouf va giù, dice che ha preso il pallone il direttore di gara, che qua fallo da dietro, qua si fischia, non l'ha fischiato, arbitraggio all'inglese, quello del signor Palmieri, rimasto a terra intanto Diouf. Otto minuti nel corso del primo tempo. Restituirà il pallone la Torres, che era stato messo fuori proprio dallo Stentino. Subito il rinvio di Secchi, che non ci pensa due volte, ma trova subito Casu in anticipo su Ferreira. Fa Casu a scambiare con Sarrizzu, in posizione molto arretrata Sarrizzu, il lancio dall'altra parte a cercare Diouf, ma c'è in anticipo Secchi e lascia scorrere. Pallone che termina fuori. Rimessa di Secchi, subito un lancio in avanti, c'è stare ancora Ferrero, va Minutolo in anticipo, però c'è Piga in mezzo al campo che può servire Spano, falciato qua, falciato Spano, fallo brutto qua, ci vuole il cartellino, mentre la partita si incattivisce, ammonito Andrea Manunta, brutto fallo davanti alla panchina rosso-blu, è arrivato un giallo, tanto è rimasta a terra e scaramucce naturalmente tra le due squadre in campo. È arrivato subito il direttore di gara, è stato un fallo molto brutto, a scusarsi Cherchi con il numero 3 Spano, fortunatamente si rialza. Prima ammonizione della gara al 10°, è stato ammonito Tuccio. Paolo Tuccio, giovane, classe 99, è arrivato in ritardo. Sì, no, era il numero 3 Andrea Manunta, ci dico, classe 98, anche lui giovane, comunque un under. Va a battere questo calcio di punizione intanto la Torres con Mannoni, palla dentro che però viene allontanata dalla difesa dello Stentino. Qua può andare la formazione biancoceleste, Carboni riceve palla sulla destra, può rientrare la difesa rossoblu che si era potuta in avanti, manovra sempre lo Stentino sulla destra, perde palla però può andare allora Spano alla rimessa. Messa effettuata a Merenda, lancio in avanti a cercare Chelo, la rimessa dello Stentino, partita che si è fatta subito interessante. Messa effettuata, Stentino in avanti, è andato Sarrizzu a disturbare sul rinvio, poi Casu che lascia scorrere, si attacca poi con il numero 11 Tuccio, Casu è stato trattenuto mentre stava cercando di controllare il pallone che uscisse. Ovviamente c'è grande adrenalina in campo con questa sfida, che vuol dire tanto la stagione, entrambe le formazioni, probabilmente per lo Stentino sarebbe già tanto essere arrivati ai playoff, ma Torres ha altre ambizioni. Tanto ci sarà forse una palla a 2, vediamolo, c'è la rimessa in favore della Torres con Casu. Pronta dunque la Torres per questa rimessa, si sentite i tifosi rossoblu non citano
segnalazione quest'oggi fuori casa. Intanto parte Sarrizzu, va Sarrizzu, viene messo giù, dice che non c'è nulla il direttore di gara, toccato da dietro, è andato a terra Sarrizzu, ha aperto le braccia il direttore di gara che abbiamo detto sta arbitrando un po' all'inglese. Questa azione è da rivedere, rivedremo nelle immagini. Sarrizzu era lanciato verso la porta, è andato giù in contrasto con il suo diretto avversario. Il direttore di gara era in pressi dell'azione. Tanto colpo di testa di Meren, mezzo al campo, acquista palla Mannoni, subito il lancio in avanti a cercare Diouf, è troppo lungo anche per lui, è dotato di grande corsa ma qui non poteva arrivarci. La rimessa in favore dello Stintino, a raccogliere il pallone il giocatore biancoceleste. Il contrasto tra Piga e Cherchi, ancora una rimessa in favore dei padroni di casa. Si tratta di Manunta, il primo ammonito della gara. Palla all'indietro, ancora all'indietro per Secchi che subito prepara il rinvio. C'è il colpo di testa di Minutola da allontanare perché c'era nei paraggi Carboni. Ancora Carboni che insegue Caso ma se ne va a caso, palla al piede, lancio in avanti a cercare Sarrizzu, Sarrizzu è buona la posizione, no, alza la bandierina, ha alzato la bandierina con un po' di ritardo il secondo assistente, aveva messo dentro Sarrizzu, infatti avevano urlato al gol il tifoso rossoblu. Un po' di ritardo in questa segnalazione di Francesco Serusi. La rivedremo anche questa nelle immagini. Intanto un lancio che si perde nel vuoto da parte dei giocatori dello Stintino. Qua era partito Sarrizzu, si era trovato tu per tu con Secchi e aveva anche messo dentro. Siamo al quarto d'ora, corso del primo tempo, 0-0 tra Stintino e Torres in questa semifinale playoff. Va a caso cercare in avanti i compagni sulla corsia di destra, trova invece l'opposizione dello Stintino che mette ancora il fallo laterale ed è in favore della Torres. Va a caso cercare Chelo, mette giù Chelo e va giù poi Chelo ma lascia proseguire il direttore di gara. Poi mettono fuori il pallone i giocatori dello Stintino perché è rimasto giù Chelo ma l'arbitro non aveva sanzionato questo intervento. Restituisce il pallone Sarrizzu. Prime fasi di gara che sembrano delineare la partita che la Torres sta facendo, con lo Stintino che agisce più spesso di rimessa. Mezzo al campo, qui c'è un fallo su Gianni, calcio di punizione in favore dello Stintino. Si è portato il pallone troppo avanti Carlucciu, ora si può procedere alla battuta. Palla lunga sulla sinistra ma non ci arriva nessuno. Sarà rimessa a favore della Torres con il capitano Tore Pinna che sistema la sfera. Va Pinna al rinvio lungo ed è davvero molto lungo, arriva Chelo che riesce a servire Sarrizzu però subito contrastato, perde palla, va a caso però a risolvere, a mettere ancora in fallo laterale sull'arrivo di Ferreira. Rimessa battuta all'indietro per lo Stintino, subito Chelo e Diouf andare a dar fastidio a Secchi che con i piedi è molto abile, serve il suo compagno vicino, ruba palla però Scioni benissimo, poi va giù e qua c'è il fallo fischiato dal direttore di gara.
naturalmente si incarica della battuta Mannoni. Salgono Torri rossoblu, venuto da Merenda, va Mannoni, palla in aria, colpisce di testa la palla è lì e poi riesce Secchi sull'intervento di Merenda. Forse è un fuorigioco fischiato il direttore di gara, perché sul colpo di testa di non sappiamo chi, colpo di testa in aria, è andato Merenda a colpire, ma tanto il pallone è arrivato a Secchi e poi il direttore di gara ha fermato l'azione per il fuorigioco. Intanto Casu qua non trova l'impatto col pallone, ma va bene lo stesso, la rimessa è rossoblu. ...18 minuti, corso del primo tempo, 0-0, Stintino e Torres, va Casu, rimessa lunga, cercare Sarrizzu, gli mette il pallone in fallo laterale Tuccio, guadagna metri la Torres, va Casu per la rimessa, cercare ancora Sarrizzu, anzi era Chelo, però non controlla, pallone sfila, termina sul fondo, va Secchi al rinvio, a prendere con tutta calma. Ricordo che naturalmente la Torre Saudi deve vincere per poter passare il turno, ha invece un risultato in più lo Stintino, che anche col pareggio sarebbe il turno. Intanto pallone che rimane lì, poi Mannoni con loro allontana, ma la sfera è ancora per lo Stintino con Cherchi, va subito in contrasto Casu, bravissimo, ancora Casu che la butta in avanti a cercare compagni, anticipato Chelo, ancora fallo laterale per la Torres. Comunque una Torres attenta nella fase difensiva, sta concedendo pochissimo lì dietro. Va Casu, cercare Chelo, avvicino Sarrizzu, Chelo lo serve, Sarrizzu può andare a saltare l'uomo, ce n'ha due però di fronte, allontana la difesa dello Stintino. Attenzione, qua c'è un fallo di Merenda su Carboni. Carboni che l'aveva superato in velocità, va a redarguirlo, direttore di gara. Calcio di punizione nel cerchio di centrocampo per lo Stintino, va a scusarsi Merenda con Carboni. 20 minuti, corso del primo tempo. Tutta la punizione, Sini, sotto della sfera, lancio in avanti ma è lunghissimo, imprendibile per Manunta che si era proposto in avanti. Ci sarà il rinvio da parte di Torre Pinna. Torres dunque che è la squadra che sta facendo la partita, Stintino più guardingo, sempre pericoloso ovviamente perché ha dei giocatori in grado di far male. Formazione di mister Udassi, Vazpano per la rimessa laterale, cercare Diouf, non colpisce Diouf ma la palla stava per arrivare a Chelo, palla ancora da una parte all'altra, qui c'è un fallo, dice il direttore di gara, va ancora a terra Carboni, qua non abbiamo visto nulla. Calcio di punizione, Sini all'indietro per Carruccio, mezzo al campo, va Mannoni subito a rubar palla, bravissimo, e lancia in avanti Sarrizzu deve uscire, Secchi era disperata fuori dall'area per anticipare Sarrizzu che era stato lanciato benissimo da Mannoni. Qua ha fatto un miracolo Secchi perché ha intuito e è riuscito a tappare il buco della sua difesa. Sarrizzu in area, viene allontanato il pallone ancora dalla formazione biancoceleste, ancora Mannoni, lancia a cercare Diouf in area, c'è un colpo di testa, attenzione Chelo, non riesce a colpire, poi c'è un fallo, dice il direttore di gara, di Chelo su Carrucci. Torres pericolosissima in questo frangente,
22 minuti. Ha dovuto uscire fuori dalla propria area Secchi per fermare Sarrizzu, che era lanciato a rete sul traversone di Mannoni. Preciso, ha trovato la difesa scoperta. Spano, ancora ruba palla Spano, il lancio in avanti per Diouf, che però non raggiunge la sfera. Peccato, aveva spazio, aveva anche superato Sini. Diouf, palla che termina in fallo laterale in favore dello Stintino. Manunta all'indietro per Sini, va subito Diouf, dare fastidio a Secchi e a Sini, restituisce il pallone Secchi, va ancora il difensore rossoblu, qua fischia l'arbitro, ma è stato appena sfiorato. Sini, un po' fiscale su certi falli, un po' meno su altri. Signor Palmieri, va Secchi a battere il suo calcio di punizione poco oltre la panchina dove è in piedi mister Tortora. Lancio lungo di Secchi, riesce Ferreira a colpire di testa, ma c'è Spano dietro di lui a rinviare. Ancora Stintino che prova a manovrare, ruba palla però ancora Spano e c'è spazio ora per Chelo che non riesce però a dare il pallone a Spano. Poi c'è un fallo, peccato, ancora un'azione poteva essere pericolosa per la Torres. Cherchi si libera della sfera per Gianni, palla dentro, ci sono 3 difensori della Torres e un solo attaccante, riesce la formazione rossoblu in qualche modo a mettere fuori, poi però la palla rimane lì. Questo lancio poi sulla destra, ma c'è Spano su Cherchi, ottiene il fallo laterale. Cherchi è stato abile a far carambolare il pallone su Spano. Ora si fanno sentire anche i sostenitori dello Stintino, con lo Stintino che adesso prova a uscire dalla propria metà campo. Manunta all'indietro, subito attaccato Carboni, Mannoni, Gianni, la palla rimane lì, attenzione Carboni, c'è una conclusione, palla per Tore Pinna, è rimasto a terra intanto il giocatore dello Stintino, il numero 8 Gianni. È stato un contrasto con un mucchio di giocatori che si sono avventati sul pallone. Dalla mischia è uscito fuori Carboni che ha tentato la conclusione dal limite, ma è stato un raso terra debole e centrale, facile per Tore Pinna. Si rialza intanto Gianni, la Torres poi ha messo fuori il pallone che sarà ovviamente restituito. 25 minuti nel corso del primo tempo, il risultato non si sblocca, 0-0. Stintino e Torres. Abbiamo detto però che la Torres che sta facendo la partita, lo Stintino che attende, prova magari a colpire in contropiede. Il rinvio di Tore Pinna, lunghissimo, cercare Diouf, non riesce però Diouf a trovare l'impatto col pallone. Palla promessa di là dallo Stintino che trova Spano con Piga e poi sbaglia però Piga il suo lancio sull'out di sinistra, palla che termina in fallo laterale. Ancora rimessa di Manunta al centro per il capitano Carruccio, poi serve Secchi, subito il rilancio di Secchi in avanti, va a saltare Minutolo che anticipa Ferreira, poi mette giù Scioni e poi il lancio di Mannoni però è troppo lungo per Diouf. Ha provato Mannoni di prima intenzione, così come aveva fatto qualche minuto fa, aveva trovato Sarrizzu lanciato a rete, lì era stato bravo Secchi ad uscire fuori dalla propria area con la difesa dello Stintino che era stata saltata. Rimessa laterale, Manunta, Ferreira, va Piga su di lui, ancora Piga, fischia il direttore di gara, qua un fallo. Calcio di punizione con Sini sulla sfera. Prende tutto il tempo del mondo lo Stintino per battere anche questo calcio di punizione. Secchi in avanti, vanno a combattere lì Merenda e il giocatore dello Stintino subisce fallo Merenda sull'attacco di Gianni. Calcio di punizione già battuto, Minutolo,
Scioni non riesce a superare l'avversario, rimane a terra, mette fuori Kerk, ma sta a terra Scioni. Questo contrasto, tra l'altro non è stato sanzionato nessun fallo da parte del direttore di gara. Antonio Ledà, che partita stai vedendo in questi primi 25 minuti? Beh, molto nervosismo, lo Stentino si difende, la Torres mi sembra meglio attrezzata, sta provando a spingere sulle corsie e tutto sommato le occasioni da gol sono state tutte e tre torresini, io ne ho segnato 3 perlomeno nel taccuino. Mi sembra meglio la Torres, però insomma vedremo adesso. Eh sì, meglio la Torres fin qui. Abbiamo detto Stentino che non ha fretta, comunque magari attende a avere le occasioni, mentre la Torres le occasioni se le deve costruire, ne ha costruito 3, ci ha detto il collega Ledà. Forse quella più clamorosa è stata faccia a faccia Sarrizzu Secchi. Intanto partita che riprende con questa rimessa laterale, pallone restituito allo Stentino. Va Secchi, mette giù, chiama lo schieramento dei suoi compagni in avanti. Secchi, eccolo il suo rilancio, non riesce ad arrivare sul pallone Carboni, ci riesce Merenda, però la palla è ancora tra i piedi dello Stentino con Gianni all'indietro per Sini. Lancio in avanti di Sini, va giù il giocatore dello Stentino, poi Minutolo, poi ancora si combatte su questo pallone, c'è fallo su Scioni, si impossessa del pallone Carmoni, invece la Torre si vuole accelerare, subito il rilancio, è successo qualcosa, sì, ha colpito un giocatore Torrepina, si riprenderà con il rilancio da parte di Torrepina, un po' di confusione queste fasi. Abbiamo detto c'è sì, tanto nervosismo in campo per la posta in palio, il rilancio di Torrepina a cercare Sarrizzu, c'è il colpo di testa però di Tuccio ad anticipare il numero 7 rossoblu che torna in campo dopo il riposo di domenica scorsa. Sarrizzu che era diffidato, il mister Tortora ha preferito non schierarlo, intanto riesce lo Stentino a tenere questo pallone in vita, poi va Minutolo a commettere fallo. L'auto di sinistra, siamo sempre nella metà campo dello Stentino, va il capitano Riccardo Carruccio a lanciare in avanti, va Minutolo ad anticipare Ferreira riesce a servire Kerchi, attenzione il suo traversone, c'è Torrepina, presa aerea. Subito il rilancio di Torrepina in avanti, deve uscire ancora Secchi di testa, il portiere dello Stentino, per evitare l'arrivo di Diouf. Qua ancora Torres che prima sbaglia la rimessa, poi riesce a conquistare ancora palla, ma non gli serve Sarrizzu che mette a terra con il petto di fronte a un avversario. Ora sono 2, palla in aria, a saltare Diouf ma non trova il pallone. Stentino che può ancora manovrare. Palla in mezzo al campo, va Diouf, contrasto su Gianni e poi fallo di Diouf, si becca il giallo, questo fallo di Diouf che è entrato in ritardo su Gianni, secondo giallo della gara dopo un Manunta che è Buba Diouf. Ammonito quando siamo al 31esimo, abbiamo superato la mezz'ora nel corso del primo tempo, 0-0 tra Stentino e Torres. Niente di grave per il numero 8 Gianni. Calcio di punizione a favore dello Stentino. Sini. Siamo poco oltre la linea metà campo, guadagna anche qualche centimetro Sini. Lo ricorda l'arbitro, deve andare un po' più indietro. Passini, vediamo se batterà a lungo. Sì, alla
lunga in area, va a saltare Merenda, c'è ancora Cherchi però vicino alla sfera e poi ancora un lancio in avanti, attenzione, si distrae la Torres in questa azione, poi c'è una conclusione da parte di Carboni. Se non abbiamo visto male, il pallone è terminato non molto distante dal palo alla sinistra di Pinna. Pericoloso lo Stentino in questa occasione, 33esimo tiro di Carboni, palla forte, tesa, tanto rilancio di Ettore Pinna, va a saltare Chelo ma non trova la sfera, va a Cherchi, contrasto con Casu, palla in mezzo dove c'è però Merenda in anticipo su tutti, ancora un rilancio in avanti ma troppo lungo per Chelo e per Sarrizzi che è ancora più arretrato. Palla dunque per Secchi. Si prepara al rinvio. Nella zona di Piga va a saltare tra due. Qua c'è un fallo. L'arbitro però non fischia. Evidente il fallo. Qua vediamo, fischia sì. Sul contrasto di Spano. C'era un fallo precedente, evidentissimo. Calcio di punizione a favore dello Stentino dalla destra, posizione pericolosa, c'è Cherchi sulla sfera. A parlare con l'arbitro Francesco Mannoni, sicuramente sull'azione precedente. Sì, arbitraggio un po' strano, il direttore di gara che sorvola su certi falli, ma poi è molto fiscale su altri. Intanto Cherchi sul pallone, in aria per lo Stentino, naturalmente schierata la difesa rossoblu. Va Cherchi, palla dentro, attenzione, la palla attraversa tutta l'area, ancora però la palla in movimento in area, poi va giù Sarrizzu, colpito, ancora Stentino però, attenzione, va Spanu a liberare, può partire Diouf, va Diouf, ancora Diouf che va giù sul contrasto di Tuccio, c'è giallo anche per Tuccio, era partito in velocità Diouf come solitamente sa fare quando ha campo libero, dato a terra sul contrasto di Tuccio, ancora un giallo dunque, Manunta e Tuccio per lo Stentino, è stato ammonito Diouf per la Torres. Calcio di punizione ora a favore dei rossoblu con Mannoni ai pressi della sfera. 35esimo, ho detto giornata calda però c'è anche un po' di vento qui fortunatamente alla piramide di Sorso, in campo sicuramente farà molto più caldo. Va Mannoni, palla dentro però mette fuori la difesa dello Stentino, ancora però nei pressi di Mannoni che può effettuare la rimessa, va a cercare Chelo che gli restituisce il pallone, ancora Mannoni, palla dentro dall'altra parte dove non arriva però Sarrizzu e si adira, troppo lungo il traversone di Mannoni quando siamo al 36esimo corso del primo tempo, 0-0 tra Stentino e Torres. Una gara subito entrata nel vivo dai primi minuti. Secchi, Carrucciu, lancio in avanti, cercare Ferreira, va a saltare bene però Casu, ancora però la difesa dello Stentino, Minutolo che deve rimediare, riesce a servire bene Chelo per Sarrizzu che mette giù di petto, Scioni poi a servire in avanti, a cercare Diouf anticipato, poi Piga, non riesce a trovare ancora una volta Diouf, Piga poteva portarsi il pallone buono per la conclusione, ancora rimessa laterale per la Torres però, Spanu, palla lunga, facile per Secchi, attenzione la Torres ora deve tornare a difendere, Casu, va palla però lo Stentino, attenzione a questo lancio in avanti, Minutolo
in qualche modo rimedia. Mannoni, Casu, ancora un lancio, parte bene qui in posizione regolare Chelo e mette giù, poi serve Sarrizzu, dal limite Sarrizzu, la conclusione di sinistra è altissima sopra la traversa, si fa trovare scoperta la formazione biancoceleste, la Torres approfitta ma non troppo, perché anche qui si poteva fare meglio. Questa azione di contropiede con quello che era partito proprio sul filo del fuorigioco, ha servito poi un buon pallone per Sarrizzu, conclusione per lui, ma pattato male col pallone. Minutolo, Piga, Spanu, Mannoni, lancio ancora in avanti a cercare Diouf, va Diouf, ancora Diouf, lo tiene un calcio d'angolo sul tocco di Manuta. Corner per la Torres, va Mannoni sotto il settore occupato dai tifosi rossoblu, tutti in area. Mannoni, corner corto per Spano, gli restituisce il pallone, palla dentro, attenzione, si deve girare Chelo, c'è una parata incredibile di Secchi, Diouf che perde palla, è una palla sanguinosa questa perché può avviare il contropiede dello Stintino. Cherchi fortunatamente sbaglia l'approccio con il pallone, serve male Ferreira, adesso il contropiede della Torres con Chelo che può servire Spanu, palla dentro e c'è il colpo di testa di Sarrizzu che però non è preciso, chiede palla a terra Sarrizzu, ha messo un pallone alto Spanu, questa azione di contropiede che è stata la risposta al contropiede precedente, c'è stato un errore prima di Diouf che ha perso palla quando la Torres era tutta sbilanciata in avanti e poi l'errore di Cherchi che non è riuscito a servire Ferreira alla sua destra, palla intercettata, possiamo dire errore, insomma, comunque pallone intercettato bene da Casu che ha fatto ripartire la Torres dall'altra parte. Sicuramente partita emozionante, 41esimo, ora va a saltare il minuto, lo anticipare Ferreira, la rimessa è per lo Stintino. Sicuramente, abbiamo detto, una partita bella, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, anche se dobbiamo dire la Torres sta facendo di più, anche perché è costretta proprio dai risultati a sua disposizione per vincere questa gara. Va lo Stintino intanto per questo calcio di punizione all'indietro per Sini, Chelo su di lui, Sini si libera del pallone, il pallone colpito da Sarrizzu, può andarsene Chelo ancora con Sini, vince il contrasto, va Chelo, entra in area, Chelo, scivola Diouf al momento della conclusione, incredibile. Chelo gli serve un pallone d'oro ma scivola, Diouf in area. E non riesce a impattare, poi deve uscire Secchi per anticipare Piga che stava avventando sul pallone, mette anche fallo Piga, calcio di punizione già battuto da Secchi, attenzione all'indietro, c'è sempre il colpo di testa di Merenda ad anticipare Carmoni, sta controllando benissimo il difensore rossoblu così come Minutolo su Ferreira, intanto Sarrizzu, Torres tante occasioni qua, c'è il fuorigioco netto di Scioni, qua è partito più avanti Sandro Scioni, calcio di punizione, posizione di fuorigioco, va Secchi sempre con tutta calma a battere questo calcio di punizione. Torres ne sta creando ma bisogna stare sempre molto attenti, qui il pallone per Torre Pinna, questo rilancio lungo, una sfida tra l'altro tra lanciatori perché sono entrambi muniti di grandi piedi e adesso il pallone dall'altra parte per Sarrizzu che però è anticipato ma ottiene un fallo laterale sul colpo di testa di Tuccio, può andare Casu alla battuta, Casu per Mannoni che cercava ancora Sarrizzu, stavolta si frappone Ferreira, se non abbiamo visto male, sceso
anzi no, non è Ferreira ma è il numero 22 Cardone. Pallone che entra in area, attenzione, va giù, Chelo, rimane lì la palla e poi deve uscire Secchi a controllare. Lato a terra Chelo, nulla da fare per la Torres, va ancora Antonio Secchi al suo consueto rinvio. Sulla sinistra, anzi in mezzo al campo a cercare Cherchi, ci arriva però Merenda, attenzione, il pallone però rimane lì, sempre per Cherchi che si gira. Può servire Compagno, arriva Sarrizzo a dare una mano e poi Scioni a rubar palla, molla nulla la Torres, ancora Scioni, 3 contro 3, adesso arrivano altri 2 giocatori, entra in area Scioni, palla dentro, Sini di testa, allontanare, ancora Mannoni che ottiene un fallo laterale, Torres aggressiva in mezzo al campo, ha rubato palla bene Scioni, ha fatto partire l'azione, rimessa già effettuata, attenzione, allontana ora la difesa dello Stintino. Colpo di testa di Merenda, che però non trova compagni. Ha avuto ancora un'occasione, un 3 contro 3 la Torres, ma non è riuscita a sfruttare. Rimessa laterale, già battuta, palla all'indietro per Carboni, va Minutolo ad anticipare, benissimo, senza fallo. Palla in avanti per Chelo che va giù, ma non gli fischia nulla il direttore di gara ed è costretto ancora ad alzarsi, pallone in avanti dello Stintino, ma c'è in anticipo Minutolo che supera anche Carboni, poi si libera della sfera per Merenda, lancio di Merenda, cercare Sarrizzu sulla destra, mette giù Sarrizzu, se ne va Sarrizzu, riesce a servire in avanti Chelo, ancora Chelo in area, 3-4 avversari su di lui, ancora un rimpallo, deve cercare compagni, trova Scioni e poi Sarrizzu per Mannoni, ancora la Torres che manovra, Mannoni riesce a mettere dentro, attenzione, c'è il tentativo di Figa in semirovesciata, il pallone termina altissimo, poco prima non era arrivato sulla sfera di Uff. Torres ancora pericolosa. È scoccato al nostro cronometro il 45esimo, intanto c'è Scioni che urla ai suoi che la Torres sta creando ma deve finalizzare, perché poi col vantaggio la partita può cambiare naturalmente nella sua inerzia, lo Stintino dovrà aprirsi ulteriormente, combattono Ferreira e Spano, riesce Ferreira a mettere all'indietro, pallone in avanti ma c'è in anticipo Merenda, va Chelo a colpire di testa per cercare Mannoni cercava Sarrizzu ma trova invece Carrucciu, prova a ragionare sullo Stintino, Sini però per non rischiare nulla la mette all'indietro per Secchi, il rinvio lunghissimo di Secchi, c'è l'anticipo di testa di Minutolo, attenzione, si è liberato sulla sinistra Cherchi, di fronte Casu, subisce fallo Casu, fischia finalmente il direttore di gara sull'attacco di Cherchi da dietro. Calcio di punizione a favore della Torres. Noi intanto ringraziamo gli amici in ascolto su Radio Torres, il nostro Francesco che è sempre presente. Crediamo siano gli ultimi scampoli di questo primo tempo. Il tempo è già scaduto al nostro cronometro, intanto ottiene una rimessa laterale la Torres in zona d'attacco, si gioca ancora, va a Scioni a recuperare il pallone, lo lascia poi a Casu in area, cercare Chelo, mette giù Chelo per Sarrizzu ma non ci arriva Sarrizzu e allora libera la difesa dello Stintino con il tocco poi di Scioni, fallo laterale questa volta in favore dei padroni di casa. Abbiamo visto se il direttore di gara ha dato un recupero. Rimessa intanto da parte dello Stintino, colpo di testa di Casu, poi del giocatore dello Stintino, Tuccio. La rimessa ora è rosso-blu. Ancora Casu. Va a cercare Chelo. Petto Chelo e poi allontana nuovamente lo Stintino senza stare a vedere troppo e riesce però a servire in qualche modo Carboni, poi però è Minutolo
E c'è il duplice fischio del direttore di gara. Termina qui la prima frazione 0-0 tra Stintino e Torres, con la Torres che ha avuto davvero tante occasioni, non le ha sfruttate. Bisogna fare meglio naturalmente nella ripresa, perché il risultato, se rimane questo, non premia la formazione rossoblu. Comunque ci sono ancora tanti minuti da giocare e dunque ci risentiamo tra pochissimo per il secondo tempo di Stintino Torres, semifinale playoff di eccellenza. A più tardi.